Proprio dove nel 2019 si era aperta una voragine, oggi in via Pordelio a Cavallino Tre Porti c'è la nuova pista ciclopedonale a sbalzo sulla laguna di Venezia, per aprire la stagione estiva in tutta sicurezza. Per noi è fondamentale, è un'opera che garantisce un'arteria alternativa a Via Fausta. È quello che abbiamo chiesto nel 2017 e adesso con tanta fatica che stiamo portando avanti. Stiamo lavorando sodo per cercare di aprire il primo tratto prima dell'estate del 2021. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di dimezzare i tempi di realizzazione previsti. Noi siamo prima di tutto un territorio green, un territorio naturale che punta alla sostenibilità e quindi anche le nostre opere devono essere in sintonia con questo principio che è un principio di vita. Una pista unica che si sta sviluppando da Cavallino a Cassavio per proseguire verso il faro Pagoda di Punta Sabbioni sullo skyline di Venezia. Cavallino, che vanta la seconda spiaggia d'Italia per numero di presenze, punta a un nuovo primato: collegare tutta la sponda lagunare. Oltre 12 milioni di euro di investimento, 1597 giorni di lavoro, 7 chilometri di percorso, 300 punti luce, 4 aree di sosta. Cavallino Tre Porti già nella sua storia ha già fatto molto, le piste ciclabili sono tante, questa chiaramente è una pista ciclabile che farà la differenza assoluta perché è bella da morire. Una ciclabile così strutturata, così studiata e così progettata sarà una delle più belle ciclabili d'Europa. Il sindaco Onesto ha coinvolto importanti realtà istituzionali per la realizzazione della pista, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Soprintendenza di Venezia e la Regione Veneto.